Buongiorno, oggi è il 23 dicembre, quindi è mercoledì. Questa mattina volevo andare al Lidl perché devo prendere ancora qualcosa da mangiare e niente, questa è la botta di ieri, quindi niente di che. Pepe vuole uscire come sempre, ma c'è freddo. Sono 0 gradi oggi. Devo ancora fare colazione, quindi tra un po' la faccio, cioè tra adesso, appena stoppo il video. Devo aprire un attimo le finestre di camera e così poi faccio il letto e c'è una gazza e basta, quindi vi porto con me al Lidl. Il caos del caos. Metto subito via perché sennò quando arrivo a pranzo non ho voglia di farlo. Buongiorno. Buongiorno. Annuccia. Buongiorno. Non mi guardare così. Peppa. Devi uscire? Perché devi uscire? Ragazzi miei, sono già le 9, devo ancora riuscire a muovermi. Cioè, nel senso, sto appena facendo colazione e sono già le 9. No, almeno 10, ma è come fossero già le 9. Qua i minuti volano. Dove fate spesa voi? Domanda di questo vlog, dove fate spesa? Cioè, io sapete che vado in quei due. Volevo provare ad andare al Prix, perché mia mamma ha detto che tante volte hanno le offerte prendi due paghi uno e cose di marca costano di meno del Lidl magari. E quindi volevo provare ad andare lì, però è brutto perché non c'è parcheggio, è brutto il parcheggio di quel negozio qui da me. E quindi non mi sono mai fermata. Invece che andare a Calalzo potrei provare ad andare lì. Non lo so. E visto che ho pulito il pavimento, ho messo le ciabatte nuove e pulite. Queste qui sono quelle dell'Avon, sono queste qua. E sono comodissime e caldissime. Per il momento queste ciabatte si sono rivelate un ottimo acquisto. Adesso vedremo col tempo usandole. Comunque ho detto, quando pulisco il pavimento, quando lavo il pavimento, cambio ciabatte. Pepe, ciao. Sta uscendo il sole, amore mio. Guarda che esce il sole. Eccolo. Il pelmo che oggi non ve l'ho fatto vedere. Beh, ieri sera non vi ho fatto vedere il tramonto. C'aveva di quei colori rosa, viola, bellissimo. Ieri sera proprio ero... Ieri pomeriggio più che altro, no? Perché il tramonto qua adesso in inverno è il pomeriggio. Queste 3 piantine sono ancora vive. Bene. Pepe, buongiorno, amore, che bello che sei. Ciao. Buongiorno, piccolino. Sei andato a mangiare ancora? Tu sei un mangione. Sì. Eccomi. Oggi niente trucco. Oggi perché ho gli occhi che bruciano. Quindi niente trucco e vado via. Mi metto le scarpine, metto quelle di ieri, che ho messo gli stivaletti, quelli che vi ho fatto vedere nell'altro vlog, quelli con un po' di zeppa. Aspettate, questi qua li ho messi anche ieri. Sì, non stanno proprio benissimo, insomma, io almeno sto calda ai piedi, se no devo mettere le scarpe da ginnastica, che ho quelle col pelo dentro, però volevo stare un po' più alta, volevo sembrare un pochino più alta e quindi mi metto questi. Qua sono a Calalzo. Hanno fatto un incidente perché ci sono i vigili del fuoco che avevo davanti, ce li avevo davanti, poi in centro a Pieve hanno messo la sirena e sono andati via di corsa e sono qui fermi a Calalzo sul bivio, praticamente al bivio dove si scende per andare in stazione, per andare al Lidl. Ecco, quel bivio là è brutto
Ci sono tanti bivi, anche quello a Tide, che da Tide di Cadore va verso Belluno, quindi verso l'autostrada. Anche quel bivio lì è davvero brutto perché si rischia ogni volta. Fatto spesa, ho speso 56 euro e qualcosa penso. Già, il mio budget era 60 euro, quindi non è che potevo spendere tanto di più. Adesso devo stendere perché pomeriggio poi vado via e quindi non ho tempo di fare un bel niente oggi. Oh, quanta roba che c'è! C'ho la lavatrice piena. La lavatrice che ho fatto prima. Ah, non lo sapete voi, prima di andare via ho messo su una lavatrice da 60 gradi, quindi tutta roba da pulire bene. Compreso il giochino dei gatti che ormai è disfatto e i cuscini delle cucce. Ah, ciao amore, come stai? Micciu! Ah, mamma, sì! Mamma! Mi chiama sempre. Sembra che dica mamma. Va bene, ok, fatto gatti. Qua abbiamo tutta la roba da stendere. Ok, venite con me a stendere. Anzi, aiuto, c'ho i gatti davanti. Poi il piccolo ha la capacità di andare tra le gambe o passare proprio di traverso, che ogni volta rischio di cadere. Adesso volevo creare la coppia di questi orecchini qua, però con i colori di questo tipo, perché devo fare un regalo. E quindi i colori prescelti sono questi perché so che piacciono, quindi mi faccio questi orecchini ed è l'1:30. Sono in macchina, sono in statale e il sole è tramontato da 200 vite e niente, sto andando a San Vito dalla parrucchiera. Ciao. Qua saluto tutti perché mi conoscono tutti con sta macchina. E niente, spero di trovare parcheggio perché è tardi, sono in ritardissimo, sono veramente in ritardo. Dopo poi, quando ho finito dalla parrucchiera, devo andare a cercare una macchina, un paiero grigio, che è la macchina del papà della mia amica del Comelico. E niente, devo cercare questa macchina perché dentro c'è il regalo per me e io devo lasciare il mio. Quindi, boh. Speriamo bene che tutto vada bene, che non pensino che rubo dalla macchina, insomma. Eccomi qua, sono appena uscita, ho finito e i capelli sono questi. I soliti capelli, sembravano biondi una volta, invece la tinta non è bionda, si vede che è andata via la tinta, sono rimasti quelli della tinta vecchia, cioè che è rimasto il colore della tinta vecchia. Vabbè, sto andando un attimo alla macchina, non so qual è la Jeep che devo guardare, io penso sia quel paiero lì ma non sono sicura. Vabbè, dov'è la mia macchina qui? E niente, sono contenta, così sono a posto con i capelli per Natale. Mi stanno prendendo matta, non importa. E adesso devo andare giù da quella Jeep e quindi... Ah, che freddo che c'è! E quindi ci sentiamo dopo. Mamma che fatica fare sta strada 2 volte di seguito. Ok, ho preso il pacchetto, la busta, eccola qua. Sì, mi è sembrato strano aprire una macchina che non è mia, ma insomma, va bene, vado alla mia di macchina e vado a casa a fare fuoco. Illuminata dall'alberello di Natale che fa le luci verdi, non ho capito il perché, giallo-verdi. Adesso volevo aprire il pacchettino della mia amica Comancia, perché è del Comelico, e adesso voglio proprio aprirlo.
Sono curiosa, però prima di aprirlo devo fare fuoco, importante, facciamo fuoco prima di tutto il resto e sono le 5:10. Metto anche a fuoco, questi sono bracciali, sono in metallo, hanno il coso, giusto? Aspetta che se ci passano li metto anche. E se non escono più? Ragazzi miei, se non escono più sono fritta. Comunque questi sono... Beh, dei regali veramente scelti per me perché sa che a me piacciono queste cose, quindi sa che il portacandele, le candele, io amo le candele. Io sono contentissima di questi regalini perché so che sono fatti col cuore e quindi io gliene ho fatto uno più piccolo, piccolo, piccolo col cuore però, perché penso di fargliene più in là nel tempo, quindi al momento gli ho fatto solo un pensierino e niente. Dunque, quindi si sono fatte le 5:30, adesso io mi cambio, mi metto il pigiama, sapete che io vivo in pigiama, e niente, voglio comprarmi sta piastra frisée, solo che mi dimentico ogni volta, adesso se devo accendere il computer, quindi mi metto a guardare su una piastra frisée, piccola, piccola, perché non la voglio di quelle ingombranti, ne voglio una piccolina. Quindi anche che costa poco, perché mi piacciono da morire i capelli frisé, perché fanno un volume veramente, fanno contrasto con il rasato e io li adoro, veramente, sta botta però stona, E non vi avevo fatto vedere, dalla parrucchiera praticamente quest'anno regalano, da quella parrucchiera, regalano un trattamento rilassante per la cura dei capelli, utilizzabile dall'11 gennaio all'11 marzo. Bello, meglio del regalo dell'anno scorso che era una cosa un po' inutile, anzi inutile totalmente. Invece quest'anno ho un trattamento. Sono dai miei, sono le 9, stanno suonando le campane, così mi vedete. E non so se registrerò ancora dei video, io intanto vi do la buonanotte, cioè il buongiorno, perché voi lo vedrete di mattina, domani mattina, e vi auguro una buona giornata, vi ringrazio ancora per aver seguito questo video vlog e ci vediamo al prossimo.